Bentornati in studio, con noi abbiamo Andrea Levorato che è presidente di ETRA, una multi-utility pubblica che si occupa di servizi per più di 70 comuni che si distribuiscono un po' nell'Alta Padovana, se non sbaglio, fino a raggiungere quasi il Polesine. Ma do il buongiorno ad Andrea Levorato, presidente di ETRA, così mi tolgo dall'impasse di ricordare dati che un po' mi sfuggono. Buongiorno e benvenuto, lei tra l'altro è il nuovo presidente perché presidente, la nuova governance di ETRA è stata rinnovata perché è scaduta quella precedente e c'è tutto uno staff completamente rinnovato. Innanzitutto ricordiamo ai telespettatori che cos'è ETRA, se ho detto bene che è una multi-utility pubblica per i servizi di 70 comuni. Sì, ETRA è una multi-utility pubblica interamente di proprietà di 75 comuni soci, comuni che vanno dall'altopiano di Asiago per scendere poi nella zona del Bassanese, il Campo San Pierese e avvolgere poi la cintura di Padova fino alla zona dei Colli e Saonara. Si tratta di una società che si occupa del servizio idrico integrato e di servizi ambientali come quelli di raccolta di rifiuti e delle energie rinnovabili. Noi abbiamo un territorio molto vasto, disomogeneo per morfologia e comunque copre un bacino di utenza di oltre 600.000 abitanti. Come nasce l'unione di questi 75 comuni che attraversano varie province? Lei ha parlato proprio di disomogeneità del territorio. Come mai 75 realtà sono confluite in questa multi-utility per la tipologia di servizio, per esigenze analoghe, oppure perché... È stato sicuramente un momento di sfida quello che ha garantito la nascita di ETRA ed è nata dall'esigenza di un territorio di fare sinergia, di fare squadra e di mettere in campo il meglio di se stesso per garantire ai cittadini dei servizi essenziali, perché ricordiamo che il servizio idrico e quindi il servizio di erogazione dell'acqua potabile è un servizio di primaria necessità, così come i servizi ambientali, come quello appunto della raccolta dei rifiuti. Questi comuni avevano delle realtà tra loro disomogenee e hanno deciso di mettersi insieme proprio per garantire agli utenti servizi di qualità. A costi sempre più contenuti, però mi pare che sia questa la politica, anche la mission della nuova governance e non credo che non ci sia debutto migliore per una squadra che realizzare quello che un po' tutti in questo momento desiderano, che il servizio si mantenga di qualità, ma se è possibile risparmiare, perché no? Questo lo si può fare per i servizi ambientali, un po' meno per il servizio idrico. È una sfida che abbiamo accettato fin dal primo giorno, infatti il nostro sforzo è stato quello di cercare di ridurre i costi d'esercizio, di garantire trasparenza nella gestione e fare un efficace controllo di gestione. Ora noi trattiamo due tipi di servizi principali, il servizio idrico integrato e quello ambientale. Bisogna premettere che per quanto riguarda l'acqua la tariffa viene definita non da ETRA ma da un soggetto nazionale che è l'autorità dell'acqua, dell'energia e del gas, la EGSI. E non si può intervenire in nessun modo, partendo da una tariffa base, da una tariffa obbligatoria, non si può limare? Allora, va detto questo, la tariffa dell'idrico è una tariffa che copre tutti i costi di gestione e gli investimenti, non c'è un centesimo di quello che viene chiesto ai cittadini che sia una risorsa non utilizzata. E questo infatti diciamo così, la marcia in più che ha una multi-utility pubblica rispetto a un soggetto privato. Un soggetto privato nel chiedere nel mettere in vendita un determinato servizio, un determinato bene, accanto ai costi di gestione ha anche che cosa? Il margine di guadagno. Una società pubblica non guadagna nulla perché investe interamente nel territorio e questa è la sfida che hanno colto quei 75 comuni quando hanno fondato ETRA, cioè il mettere insieme le proprie energie, le proprie ricchezze del territorio per fare investimenti sul territorio.
E non è così per le altre partecipate che offrono lo stesso tipo di servizi in altri comuni? Certamente anche le altre società pubbliche dell'idrico, no? Certamente hanno questa mission. Diciamo che ETRA è un po' più virtuosa, nel senso che ETRA ha diciamo così, una capacità di investimenti superiore ad altre realtà. Infatti noi siamo in grado di garantire investimenti nell'idrico, sto parlando annualmente su quote intorno ai 40 milioni di euro. Questo cosa significa? Significa immettere nel territorio un'importante massa di liquidità, che viene quindi immessa a tutte quante le categorie economiche che collaborano con ETRA per fare appunto queste infrastrutture che vanno dall'acquedotto alla rete fognaria. Una forza di ETRA può essere anche che, qui sto vedendo la mappa dei comuni soci, ci sono tanti piccoli comuni ma non ci sono le grandi città, forse anche questo che permette di avere delle politiche omogenee che più o meno possono avere comuni di una certa dimensione sia di popolazione che di territorio. Credo che questa sia stata la sfida che questi comuni hanno accettato, il fatto di essersi resi conto che da soli non erano in grado di governare le sfide e il mercato, quindi hanno deciso di fare squadra insieme e sempre al servizio dei cittadini. Non abbiamo infatti comuni di grosse entità, diciamo che il comune più grosso, che è peraltro il comune capofila, è il comune di Bassano, che ha una popolazione intorno ai 45.000 abitanti, ma abbiamo addirittura realtà e quindi comuni che hanno 700-800 abitanti. Capite che gestire determinati servizi, non dico quello dell'idrico, ma soprattutto quello dei rifiuti, per un comune di 700-800 abitanti, 1000 abitanti, è un problema. Lei dice, non dico per l'idrico, però forse non è visualizzato con immediatezza, visualizzabile con immediatezza per tutti, che il servizio idrico integrato non è solo l'acqua che dall'acquedotto arriva ai nostri rubinetti, ma sono le infrastrutture, quindi i pozzi, le centrali, gli acquedotti, ma anche tutta una serie poi di controlli, manutenzione, gestione, cioè che cos'è il sistema idrico integrato? Tanto per capire, visto che mi pare di aver inteso che in bolletta non paghiamo l'acqua in sé per sé, ma paghiamo tutto il processo che ci permette che l'acqua innanzitutto arrivi nei nostri rubinetti, ma arrivi anche potabile. Certo. E soprattutto che arrivi un'acqua di qualità e su questo devo dire che ETRA garantisce agli utenti un'acqua di ottima qualità. Cosa sta dietro a quell'acqua che esce dal rubinetto? Si parla di servizio idrico integrato, cioè ETRA si occupa dell'acqua dal momento, diciamo così, del suo prelievo dalla falda al collettamento nella rete acquedottistica, quindi significa anche fare investimenti sulla rete acquedottistica, sia in termini di nuova rete. Per dire, nell'anno scorso è stata implementata la nostra rete, che è fatta di oltre 5.000 km, è stata implementata di ulteriori 16 km di rete acquedottistica. Si tratta però anche di far uscire un'acqua sana dal rubinetto dei nostri cittadini. E questo lo possiamo garantire attraverso le analisi interne che vengono svolte puntualmente. Basti pensare che in un anno ETRA svolge sull'acqua oltre 28.000 analisi. Significa una mole enorme di controlli, ma sono controlli necessari per garantire sicurezza ai nostri utenti. Ma non ci fermiamo qui, cioè non ci fermiamo solo all'acqua che esce dal rubinetto, ma anche, diciamo così, tutte quelle acque che vengono poi immesse nella rete fognaria acque che bianche gestiamo, e acque nere, rete fognaria che gestiamo noi, e qui direi che c'è un elemento, diciamo così, di criticità, perché come ho detto prima gestiamo oltre 5.000 km di rete d'acquedotto, ma abbiamo 2.500 km di rete fognaria. C'è qualcosa che non torna? C'è qualcosa che non torna. Di questo parliamo subito dopo la pubblicità. Torniamo tra un paio di minuti, grazie.
Siamo di nuovo insieme ad Andrea Levorato, presidente DEETRA, la multi-utility che serve 75 comuni che sono soci di questa multi-utility pubblica e offre il servizio integrato a questi 75 comuni sia per quanto riguarda l'idrico che i servizi ambientali. Stavamo parlando con lei del proprio servizio idrico integrato e siamo andati in pubblicità con questo enigma: 5.000 chilometri di tubo, di acquedotto, 2.500 km di fognatura. E com'è possibile? In un sistema equilibrato e perfetto dovrebbe esserci un'equivalenza, cioè tanti utenti sono serviti dall'acquedotto e tanti utenti dovrebbero avere un adeguato servizio di fognatura. Questo non è stato fatto nel tempo e diciamo così, questo gap deve essere colmato e quindi significa fare investimenti. Ed DEETRA ne sta facendo molti, tant'è vero che appunto il rapporto tra gli investimenti che facciamo per la rete acquedottistica rispetto a quella della fognatura è 1 a 5. Prima ho detto 16 km di rete di acquedotto è stata fatta nell'anno 2014, di rete fognaria ne sono stati fatti 54 di chilometri. Quindi c'è un recupero? C'è un recupero, ci vuole molto tempo e ci vogliono molte risorse. Però noi abbiamo titolato questa trasmissione Tariffe ridotte, perché anche se prima si diceva che per quanto riguarda la bolletta dell'acqua, per quanti sforzi possiate fare, le limature sono relative, però ci sono. Perché questo? Perché potete anche rivedere la bolletta dell'acqua? Perché siete parzialmente autosufficienti dal punto di vista... Allora, la bolletta dell'acqua è composita, è fatta sia dai costi di gestione, dagli investimenti, dalla voce manutenzioni e via discorrendo. Anche dalla voce perdite. E anche dalla voce perdite che bisogna tenere in considerazione, sono i cosiddetti imprevisti. Quindi dove possiamo andare a limare? Possiamo andare a limare sui costi di gestione e su questo abbiamo fatto dei grossi sforzi. Basti pensare che la nostra bolletta energetica come ETRA si aggira intorno ai 10-11 milioni all'anno. Siamo riusciti a diventare autosufficienti sotto il profilo energetico attraverso degli impianti di cogenerazione per la percentuale del 22%. Significa che noi riusciamo a risparmiare intorno ai 2 milioni e mezzo di euro sulla bolletta che voi pagate per l'energia elettrica. E quindi questo può avere un impatto sicuramente significativo sulla bolletta, ma non solo. Lei giustamente ha ricordato prima anche le perdite. Le perdite sono un cruccio che ci assale in ETRA da molto tempo. Anche perché se ci sono le assicurazioni, no? Uno fa una specie di assicurazione, non mi ricordo io. Sì, le assicurazioni per quanto riguarda le assicurazioni degli utenti. No, proprio nella bolletta, almeno io non sono un cliente ETRA, ma c'è tipo uno paga non so quanto ogni bolletta ed è quello per le perdite. Non so, è una voce che... Sì, ma queste sono le perdite, quelle vicine al contatore. Io sto parlando di perdite dei tuboni importanti e sono quelle della rete idrica. Che costano ben di più. Sono perdite importanti perché una fessurazione su un tubo in pressione può provocare la perdita di migliaia di metri cubi di acqua. Ma una manutenzione adeguata e idonea abbatte, e c'è anche una manutenzione che impone la sostituzione dei tubi a scadenza, perché magari un tubo, non lo so adesso come saranno in cemento, non ho idea. Allora, di solito sono in tubi in plastica, in materiale apposito, resina, però abbiamo ancora delle tubazioni molto, molto fragili come quelle in cemento amianto. Ecco, cemento amianto che vorrei però ricordare una scemenza, e invece ci sono ancora quelli in cemento. Ci sono ancora quelli in cemento amianto, però vorrei ricordare che non sono tossici. No, perché il cemento è l'unico elemento che blocca l'amianto. Che blocca l'amianto, quindi non ci sono rischi di inquinamento. Però hanno una criticità determinata dal fatto che il vetro amianto è estremamente fragile come il vetro. Quindi basta un piccolo movimento del terreno, qualche scavo magari fatto accanto, smottamenti eccetera, soprattutto nelle zone montane, e questo può cagionare veramente dei guai seri alla rete, nel senso che si creano delle fessurazioni e delle rotture.
Noi abbiamo nell'ambito della nostra rete una criticità in termini di perdite che è intorno al 30-40%. È una soglia medio elevata rispetto alla media. Siete bravi in questo punto? Non allora, siamo bravi, ma non dipende tanto da noi, perché purtroppo dovremmo altrimenti andare ad aumentare le nostre bollette, perché sono anch'io un utente di ETRA in maniera sconsiderata e non è certo il caso. E come potete agire? Noi facciamo investimenti anche attraverso sistemi appositi di contenimento delle perdite, attraverso anche il rifacimento di interi segmenti di acquedotto, attraverso manutenzioni puntuali, tant'è vero che nell'anno che stiamo appunto lasciando siamo riusciti a risparmiare oltre 1 milione di metri cubi di acqua. Ed è un dato estremamente importante, perché questo significa... Perché anche progressivamente sostituite le tubazioni con tubazioni nel processo di manutenzione delle rotture... Anche molto più durevoli, certo. Certamente. Quindi noi ci stiamo sforzando sia nel contenimento dei costi di gestione, attraverso appunto i risparmi, ad esempio al campo dell'energia elettrica che viene consumata soprattutto dagli impianti di depurazione dell'acqua, e quindi continuo quel ragionamento che facevamo prima. Ci occupiamo anche di fognature. La bontà dell'acqua del sindaco ha un suo costo. Ha un suo costo perché le acque di fogna, acqua bianca, acqua nera, poi deve essere reimmessa nell'ambiente, ma è reimmessa nell'ambiente senza elementi di pericolosità e senza agenti inquinanti. Chiaro. E quindi cosa sono necessari? Impianti appositi, sono gli impianti di depurazione. Gli impianti di depurazione sono impianti energivori, consumano tantissima energia elettrica. Ecco perché è importante che ETRA diventi autosufficiente il più possibile nel consumo di energia elettrica. Lei parlava di autosufficienza energetica grazie agli impianti di cogenerazione e il processo di affrancamento, no, dalla dipendenza di fornitura di energia elettrica, quindi in un regime di autosufficienza, si baserà sempre più nell'incremento degli impianti di cogenerazione, o avete in mente anche altri, non so, lo sfruttamento di pannelli fotovoltaici, pannelli solari? Sì, non solo, allora noi abbiamo anche impianti idroelettrici, però la parte, diciamo così, da leone, e anche ovviamente impianti fotovoltaici, ma la parte da leone lo fanno gli impianti di utilizzo del biogas che viene prodotto dalla frazione umida dei rifiuti che raccogliamo. Dall'organico? Dall'organico. No, per sottolineare quanto è importante fare la raccolta differenziata, mettere l'organico separato, perché quella è energia che diamo a voi ce la restituite in riduzione in euro, riduzione della bolletta. E qui entriamo nel vivo perché nei servizi ambientali avete un sogno. Ma prima di entrare nei servizi ambientali, direi che tutte queste sinergie che noi facciamo all'interno della nostra azienda ha già cominciato a produrre dei risultati sulla bolletta dei nostri utenti. Che hanno visto una riduzione perché la nostra bolletta è sensibilmente più bassa rispetto alla media nazionale. Di quanto? Allora, su una famiglia ipotetica di 3 persone e con un consumo medio di 192 metri cubi annuo, a livello nazionale la bolletta idrica è intorno ai 355 euro, mentre invece per quanto riguarda la bolletta di ETRA è intorno ai 348-49 euro, quindi vediamo un sensibile miglioramento rispetto alla media nazionale e un leggerissimo miglioramento rispetto alla media veneta, perché diciamo che la media del Veneto è di 351 contro i 349 di ETRA. Si tratta di cifre non grosse, però lo sforzo c'è e soprattutto è un dato in controtendenza rispetto a quello che assistiamo ormai da anni, dove vediamo che le bollette aumentano, quella dell'idrico in ETRA sta diminuendo di qualche euro, ma sta diminuendo. Però la bolletta dell'energia elettrica è aumentata anche per voi, no? Se non sbaglio. Certo, è aumentata anche per noi, per cui diciamo che dobbiamo anche rincorrere, ecco questa. Dovete di nuovo rincorrere la forbice. Però dove potete così proporre un piano
appetibile per i vostri clienti, anche perché dovete comunque agire come, anche se di proprietà pubblica, dovete agire come una società privata, no? Certo. Ottimizzando costi e benefici e servizi. Nei servizi ambientali, raccolta differenziata porta a porta, voi avete un margine, insomma, per accontentare gli utenti, un margine che sia va nella riduzione della bolletta, ma va anche verso l'aumento della percentuale della differenziazione. Sono due elementi legati, più si differenzia più si risparmia? Certamente. Allora, noi come società stiamo spingendo in maniera molto forte sui servizi porta a porta, perché i servizi porta a porta, abbiamo visto per esperienza, sono quei servizi che sono in grado di garantire un'elevata percentuale di differenziazione. La differenziazione per noi è estremamente importante perché noi non abbiamo al nostro interno impianti di trattamento della frazione secca, e cioè quella frazione non riciclabile, la brutta bestia. Quella brutta bestia. Una volta esaurita la discarica... Dovremmo smetterla di produrre materiali non riciclabili. Qui bisogna impegnarsi sull'educazione. Ecco, ed è un fattore culturale su cui noi stiamo facendo molti investimenti, a cominciare dalle scuole. Però vorrei dire, il nostro cruccio è la frazione secca, cioè quindi quella frazione di rifiuto che non può essere riciclato. Sarà mai eliminabile la frazione secca? Come? Sarà mai eliminabile la frazione secca? Eliminabile al 100%? Sì, nel senso non produrre più sostanze non riciclabili. Però la Comunità Europea ci sta dando un'indicazione, e cioè bisogna vedere il rifiuto non più come un qualche cosa di cui disfarsi, ma come un qualche cosa che può diventare ricchezza e quindi può essere reimpiegato. In parte lo si fa già, la frazione secca viene conferita negli termovalorizzatori, i termovalorizzatori producono energia. Però rimangono le scorie. Però rimangono le scorie, quindi bisogna ridurre comunque quella percentuale di rifiuto. Di residuo. La scoria magari evoca noi abbiamo scenari spettrali. Noi abbiamo una percentuale di differenziazione che ha superato ormai il 70%, quindi significa che il 70% di rifiuti che i nostri utenti producono sono riciclabili, quindi vengono reimpiegati in qualche modo, vetro, plastica, lattine, legno. Un 30% però no. Quel 30% per noi è un costo estremamente importante nella bolletta, perché dobbiamo conferirlo al di fuori del nostro bacino di competenza, perché non abbiamo, come dicevo prima, degli impianti appositi per distruggere il secco non riciclato. Lo dobbiamo conferire negli inceneritori che sono a noi vicini, e cioè quello di Padova e in quello di Schio. Mentre invece siamo autosufficienti per quanto riguarda la frazione umida, perché abbiamo impianti che trattano la frazione umida, dalla quale appunto ricaviamo anche quella famosa, diciamo così, sostanza che è il biogas che produce. Lei sta dando l'invito ai 75 comuni che rappresenta ETRA, abitanti. Dobbiamo... tanto umido e lasciate tanto secco. Lasciatelo sugli scaffali. Esattamente. E su questo noi facciamo campagne educative mirate, nelle scuole e anche partecipando nei momenti, diciamo così, organizzati dai comuni. Possono essere le manifestazioni pubbliche, le sagre, le fiere, eccetera. Siamo presenti con del nostro personale, con dei nostri banchetti, per fare comunicazione ed educazione ambientale. Nelle scuole lo facciamo partendo dai più piccoli, perché sono dei veicoli estremamente puntuali e significativi. Loro entrano nelle famiglie, convincono i genitori a fare determinate operazioni, a differenziare. Quindi investiamo molto nelle scuole. Peraltro quest'anno abbiamo una novità. Andiamo nelle scuole senza carta. Quindi abbiamo dato corso al processo di dematerializzazione. Tutto il materiale informativo è
e materiale digitalizzato. Ma il digitale, di cui adesso ne facciamo, vabbè, un uso imprescindibile, ma da un punto di vista del rifiuto? Una volta che non funzionano più tutti questi aggeggi? Beh, è una volta che non funzionano più... L'immateriale, il rifiuto immateriale, chiamiamolo così, che però ha una materialità, diciamo ce che l'ha. sono i supporti, quindi l'hardware. Sì, esatto. Quello è un particolare tipo di rifiuto che si Ma chiama... è riciclabile? Certo. No, perché spesso sono informazioni particolare che ha un suo mercato, è il cosiddetto RAE. Il RAE non è altro che il rifiuto che noi... magari viene prodotto, che ne so, dallo schermo del computer, dalla tastiera, dei circuiti del telefonino, dei microchip, eccetera. Ci sono materiali all'interno di questi prodotti che hanno un valore commerciale piuttosto interessante, perché ci sono metalli pesanti, questi vengono trattati all'interno di impianti appositi, vengono separati e hanno una loro commercializzazione. Quindi il digitale è ecologico? È un rifiuto che può essere riciclato, sicuramente. Noi non abbiamo impianti di questo tipo, però lo diamo a ditte esterne che ce lo comprano e quindi anche la vendita che noi facciamo, perché facciamo raccolta di RAE, quindi di materiale diciamo così digitalizzato, lo vendiamo e ovviamente il ricavo va a influire in maniera positiva sulla bolletta dei nostri cittadini. Quanto siete riusciti ad abbattere la bolletta dei servizi ambientali e quanto pensate di poter ancora far risparmiare ai vostri utenti? Allora, noi abbiamo, anche qui vorrei fare una comparazione, la bolletta dei rifiuti per un utente di ETRA è pari a circa 90-95 euro. A fronte dei oltre 100 euro di media veneta, e abbiamo alcune realtà a noi vicine, di cui non voglio fare il nome. Scommetto la provincia di Venezia? Vicino a Venezia, dove addirittura si arriva intorno ai 115-120 euro pro capite. E quindi la tariffa dei rifiuti di ETRA è più vantaggiosa. Questo lo facciamo attraverso sinergie, con altri operatori che si occupano appunto di raccolta di rifiuti. Vorrei ricordare a questo proposito che da quando c'è questo consiglio di amministrazione che io ho l'onore di presiedere, da 5-6 mesi? Da 5-6 mesi, dopo un paio di mesi da quando mi sono insediato, ETRA è dentro in RAV. Cos'è RAV? È Rete Ambiente Veneto, e cioè è una rete di soggetti pubblici che si occupano del servizio integrato dei rifiuti, quindi di servizi ambientali, dove vi è dentro AIM Vicenza, AVA di Schio, ETRA, Contarina di Treviso e la società che si occupa di servizi ambientali e ecoambiente del Polesine. Tutte le piccole realtà che però si sono aggregate. Sono i colossi perché le grandi bollette sono legate ai colossi, adesso non facciamo nomi né cognomi, io non voglio fare nomi e cognomi, però mi sembra che questi sistemi di aggregazione che poi danno risultati nel territorio sono piccole realtà. La differenza tra i colossi e queste realtà come ETRA, che sono piccole se guardiamo lo scenario nazionale, ma è importante se guardiamo un scenario regionale. Sono realtà che sono vicine al territorio, sono vicine ai sindaci e quindi sanno fare anche dei servizi più vicini alle esigenze dei cittadini. Noi abbiamo dei contatti continuativi con i cittadini, con i nostri utenti. Siccome noi abbiamo pochi secondi, non mi sono accorta che il cronometro fuggiva. Certo. Ci quantifica la riduzione sulla bolletta dell'ambiente per i clienti ETRA? Allora,
Il fatto, dicevo prima, di aver fatto squadra con queste realtà consente di fare delle economie di scala. Un risparmio percentuale, perché siamo in chiusura? Un risparmio percentuale che potrebbe aggirarsi intorno al 2-3% per il 2016 e ipotizzo risparmi ben più importanti nell'ambito di un piano industriale aggregativo negli anni che verranno, quindi già dal 2017. Noi controlleremo che tutto ciò avvenga. Io ringrazio Andrea Levorato, presidente di ETRA, ringrazio voi e vi rimando alle edizioni del telegiornale. Arrivederci.